Allora, facendo un riassunto delle puntate precedenti in maniera proprio stringata, ieri il sindaco ha pubblicato sul suo profilo Facebook un suo proclama pieno di errori, tra l'altro comunque va bene, in cui praticamente cacciava il partito Fratelli d'Italia e diceva, vi rimandiamo, lo potete leggere, l'abbiamo pubblicato su Chiesa Azzurra, si rivolge alle partiti di minoranza perché per il bene della città, per il bene della città, che sia chiaro, non per altre cose, per il bene della città, e praticamente diceva appunto in quel testo, se non sbaglio, riferiva anche alla vice sindaca Elena Zenaro. L'avvocato Elena Zenaro questa mattina ha formalizzato le dimissioni, evidentemente in quanto il Partito Fratelli d'Italia adesso a questo punto, dopo la cacciata, questo si tratta di, dopo aver mandato via il vice sindaco Daniele Tiosso Brasiola, a questo punto c'è l'intero partito che va via. Quindi sulla carta il sindaco non ha una maggioranza per votare i provvedimenti di bilancio, che sono quei famosi provvedimenti che se non c'è la maggioranza l'amministrazione casca in pratica. Però c'è da dire che ha sicuramente il voto della consigliera Annot, che a questo punto verrà sicuramente espulsa da Fratelli d'Italia. Punto di domanda, c'è il Claudio Bullo, l'amico Claudio Bullo, non lo dico assolutamente per ironizzare, è una persona che stimo. Allora, per motivi a mio avviso anche assolutamente corretti, so che Claudio aspirava a fare l'assessore. Adesso c'è il problema perché il sindaco ha 50.000 deleghe, quindi praticamente l'amministrazione, oltre ai vari problemi che ci sono tutti i giorni in una città come Chioggia, che ce ne sono tantissimi, continua a averne altri anche più importanti. Quindi cosa succede? Che se entra in assessorato Claudio Bullo, ovviamente esce da Fratelli d'Italia, succede che la prima dei non eletti è l'avvocato Elena Zennaro, che quindi da paradossi della politica, da vice sindaco di amministrazione si troverebbe consigliere comunale in opposizione al sindaco, e il sindaco si troverebbe con un voto di meno, ancora di più un voto in meno in consiglio comunale. Inoltre c'è la situazione della lista civica del sindaco, dove c'è la consigliera Marcellina Segantini e l'avvocato Griguolo, che praticamente anche loro giustamente dicono: ma noi con la lista civica abbiamo preso quasi gli stessi voti di Fratelli d'Italia. A Fratelli d'Italia avete dato 3 consiglieri, noi ne abbiamo 3 assessori, scusate, noi ne abbiamo uno che sarebbe stato Sandro Maragon, ma il Sandro Maragon praticamente è andato a finire in Forza Italia, e quindi loro giustamente reclamano un assessorato. E quindi se qualcuno della lista di Fratelli d'Italia dovesse scegliere un assessorato fra i consiglieri eletti, il primo dei non eletti è il Brunetto Mantovà, ma da quel che sappiamo Mauro, le persone intelligenti, capaci, che possono capire, è meglio che il consiglio non ci entrano, e quindi praticamente diventa, e poi il voto del Brunetto sarebbe da vedere se ci sarà o non ci sarà. Quindi c'è il caos totale, le commissioni sono a rischio, sto guardando i minuti perché non voglio farlo troppo lungo, le commissioni sono a rischio perché praticamente se mancano quelli di Fratelli d'Italia non so come faranno ad andare avanti con le commissioni. È vero che uno può amministrare anche senza le commissioni, ma in realtà diventa il caos, perché le commissioni servono, oltre che informare i consiglieri, anche vedere i provvedimenti, capire, sentire anche chi sono interessati ai provvedimenti, perché magari ci sono aziende piuttosto che famiglie, piuttosto che privati, piuttosto che gli stessi professionisti, quindi diventa veramente una situazione di caos totale che veramente non ci ricordiamo. Altri sindaci in maniera molto più, diciamo, a mio avviso dignitosa, hanno preferito dare le dimissioni e lasciare tutto quanto come stava. Staremo a vedere i prossimi passi, dobbiamo ancora aspettare. Dobbiamo ancora sapere cosa dirà Fratelli d'Italia, perché al momento Fratelli d'Italia ufficialmente non dice niente, magari dice ma sì, continuiamo questa alleanza, siamo proprio curiosi di vedere come va a finire. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Dove
Dove ci sono le scuole nelle giornate di pioggia come oggi, sulle strade si crea il caos, bici e moto non sono utilizzabili, tutti tirano fuori la macchina. I parcheggi in prossimità delle scuole fanno presto ad esaurirsi, pertanto si fa scendere il bambino a un passo dall'ingresso della scuola perché non si bagni. Una macchina dietro l'altra, 1 minuto minimo per macchina, sempre che lo zaino del bambino sia sul sedile al suo fianco, perché se è in portabagagli i minuti quintuplicano e si intasa tutto. Un problema che vive Borgo San Giovanni all'altezza dell'ingresso di via Togliatti, accesso alla cittadella alle scuole, come lo vive via Le Tirreno, via del Boschetto per accedere alla Caccin Galilei. Ma siamo convinti che davanti a tutte le scuole si crei il caos. All'ingresso è così, all'uscita le macchine arrivano, trovano un parcheggio, non importa se sulla ciclabile, tanto piove, le bici non passano, ovviamente quello che ho detto è ironico, e aspettano. Si formano quindi lunghe teorie di auto in movimento all'ingresso delle scuole, in sosta all'uscita delle stesse, con tutti i disagi conseguenti per il traffico che costringono chi è in auto e chi è in autobus a metterci mezze ore per fare un paio di chilometri, senza contare l'aumento dello smog che si va a concentrare proprio nelle aree dove si affacciano gli istituti scolastici. Soluzioni? A parte il trovare un parcheggio discosto e procedere a piedi sotto un ombrello, c'è chi prova a proporre altro, ma probabilmente neppure la presenza della polizia locale potrebbe risolvere la situazione. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Allora, oggi sono andato al Campeggio Smeraldo e onestamente dopo quello che è successo non sono passato solo ieri, ma perché dovevo recarmi a Sottomarina davanti alla casa di questa tragedia che è successa appunto domenica notte scorsa, che hanno perso la vita Gianni, Luisella e Davide, e non ho proprio voluto, avete visto che su Chiusa Azzurra ne abbiamo parlato in maniera estremamente sintetica, perché per noi non era una notizia ma era proprio un fatto così che ci ha colpito tutti, insomma. Sicuramente ci sono tanti amici, tante persone molto più vicine del sottoscritto a Gianni e a sua famiglia, ma io, cosa volete che vi dica, era un po' come avere, insomma, vabbè, insomma, sapete cosa voglio dire, senza che mi dilungo. Allora, oggi sono stato da Fabio, che è stato molto contento di vedermi, ci siamo abbracciati, ho abbracciato anche Bruno, e l'ho visto proprio anche, diciamo, pur nella tragedia, pur nel dispiacere, agli occhi rossi, ha due occhi rossi enormi, e di tutto il personale che c'è lì, perché insomma è veramente proprio una grande famiglia, tutte le ragazze che lavorano là, i ragazzi, i dipendenti, tutti insomma sono proprio veramente uniti, e c'è diciamo questa grande volontà di organizzare bene il funerale, che non è ancora stata fissata la- il giorno esatto perché ancora ci sono dei procedimenti in corso, e comunque sì, il vescovo ha dato il benestare, c'è il comunicato, trovate anche il comunicato del vescovo che abbiamo pubblicato su Croce Azzurra, e quindi ci sarà questo funerale, appunto una cosa anche sì, diversa dal solito, ma anche legata proprio alla vita di Gianni. Era uno degli operatori, adesso mi sfugge la parola giusta, ma comunque lì al mercato ortofrutticolo. Ecco, allora tenete presente che questo ragazzo adesso veramente ha tante difficoltà, perché già il lavoro d'estate è già complicato, avere persone in meno, ma poi sembra ci sono tutta una serie di difficoltà, sembra una sciocchezza, dalle chiavi delle auto che si sono bruciate, che per spostarle diventa tutto un po' complicato, diciamo, quindi è veramente un momento che comunque Fabio e anche Bruno, il fratello di Gianni, stanno affrontando in maniera anche, diciamo, sì, insomma, costruttiva, responsabile, insomma, ecco, questo è quello che volevo dirvi. E ricordatevi anche che c'è stato questo gattino che era il gatto di Davide, della fidanzata di Davide, che è sparito. Abbiamo pubblicato anche noi su Chioggia Azzurra, vi mettiamo le foto, e se qualcuno avesse visto, perché erano molto legati e sperano appunto di poterlo recuperare. Insomma, ecco, per il momento è tutto. Come avremo la data dei funerali sarà la nostra cura ovviamente
pubblicarla. Ciao a tutti e buona giornata. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. La tragedia che ha colpito la famiglia Scarmanati la notte tra il sabato e domenica ha toccato nel cuore la città intera e la città si è raccolta attorno a Fabio e ai familiari. Lo hanno fatto anche tutte le parrocchie della città che domenica scorsa, Domenica delle Palme che precede la Santa Pasqua, pregando per Gianni, Luisella e Davide deceduti a causa del fumo che si è sprigionato dall'incendio che ha avvolto il piano a terra della loro abitazione. Vicinanza è stata espressa da tutte le parrocchie, in particolare dalla comunità di San Martino, a cui erano vicini, e tutte hanno offerto preghiere di intercessione e di suffragio partecipando al lutto. Il vescovo, Monsignor Giampaolo Dianin, in accordo col parroco di San Martino, ha accolto la richiesta di Fabio, unico della famiglia a sopravvivere alla tragedia, perché i funerali vengano celebrati presso il mercato ortofrutticolo di Brondolo. Si prevede una grande partecipazione alle esequie e servono spazi per le persone che vogliono dare l'ultimo saluto alla famiglia e per le auto. Logicamente il momento, nonostante il luogo poco consono, deve essere salvaguardato nella sua sobrietà e nella sua dignità. Questo chiede il vescovo. Al momento la data dei funerali non è ancora stata resa nota e il vescovo invita tutti in questa settimana santa a riflettere e a meditare sulla morte e la resurrezione, pregando per Gianni, Luisella, Davide e per tutti coloro che ci hanno lasciato. Per il giorno delle esequie il sindaco Mauro Armelao ha programmato un lutto pubblico in segno di partecipazione al dolore. Il giorno della celebrazione dei funerali verrà istituito quindi il lutto pubblico, con le bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici, invitando i cittadini a osservare un minuto di silenzio in concomitanza con il suono delle campane a lutto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Questa mattina a Rosolina, presso l'Auditorium Sant'Antonio, si è tenuto un importante convegno in cui si è presentata una progettazione infrastrutturale, ambientale e rurale del territorio che comprende il sud della regione Veneto, quindi Chioggia, Rosolina, Portotolle e Portoviro. Il convegno, conferenza dei sindaci della costa, ha aperto le porte all'Associazione dei territori interessati. Per Chioggia si sono presentati Gebis, Ascot, Cisa Camping, ASA e il Consorzio Lidi di Chioggia. Per l'amministrazione l'assessore Serena De Perini, che abbiamo sentito al volo. Fare squadra, fare rete, le parole d'ordine che devono vedere questi territori lavorare insieme per attrarre il turista, offrendo natura, storia e cultura. Una collaborazione che già esiste in certi ambiti ma che va potenziata, mettendo in sinergia gli aspetti presenti in un territorio e mancanti nell'altro, che messi insieme potenziano l'offerta. La natura delle aree deltizie e la cultura e la storia del clodiense. L'unione può fare la forza e creare maggiori opportunità per essere attrattivi. Nel convegno si è cercato di definire cosa cerca il turista, arrivando in queste aree, dalle ciclovie alle attività di svago alle attività culturali. Si è cercato quindi di definire progetti sovracomunali proprio per fare rete, costruendo ponti, magari anche fisici, che darebbero possibilità a un turismo slow di spostarsi in queste aree in sicurezza senza dover per forza passare sulla Romea, ma anche ponti virtuali che diano la possibilità di unire idee e proposte.
Della mancanza di infrastrutture nell'area sud di Venezia si è parlato, come della pericolosità della strada statale Romea e del momento che sarebbe favorevole per dare il via a una nuova viabilità. Si tratta di momenti importanti, ha relazionato l'assessore De Perini, soprattutto in questi momenti frenetici, in attesa della prossima stagione turistica. Danno la possibilità di fermarsi, analizzare la situazione pregressa e partire da quella verso un obiettivo futuro. Momenti apprezzati dagli stessi operatori, in grado di motivare e dare una carica nuova per affrontare le sfide future. Un'eccellenza il professor Feltrin, relatore e politologo dell'Università di Trieste, col quale ci si è confrontati sul tema dell'interconnessione dei territori clodiense e del Tizio, tema ampiamente condiviso, con l'auspicio di poter creare ponti anche in territori interregionali, giungendo magari fino a Ravenna. Un impegno di cui la parte politica sembra volersi fare carico, dando vita a una collaborazione fattiva tra i comuni della costa. Gli operatori del settore sono i primi a sentire la necessità di tali collaborazioni con amministrazioni come Chioggia e Rosolina, in primis pronte a darne il via e a usare come volano le caratteristiche che già ci accomunano. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.